Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche a questa edizione del nostro audio-video giornale con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito con la cronaca. In corso il recupero di un deltaplanista nella zona del Monte Valinis, in comune di Meduno, in provincia di Pordenone, precipitato tra la vegetazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, soccorso alpino, sanitari del 118 e la protezione civile con l'ausilio dell'elicottero. L'uomo nella caduta, come dimostra la telefoto, è rimasto impigliato in un albero. Cronaca. Con riferimento alla tragedia avvenuta venerdì scorso a Lubano, si precisa che il signor Cerqueni non era titolare di alcun porto d'armi, come invece erroneamente riportato da alcuni organi di informazione. Il medesimo risultava detentore di armi e, per quanto di competenza della questura di Gorizia, la prima denuncia di detenzione risulta effettuata nel 1996 presso il commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone. Va opportunamente ricordato che, a differenza del porto d'armi, per detenere legittimamente armi comuni da sparo non occorre alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, prefettura o questura. Quindi la detenzione è normale e consentita ottemperando all'obbligo di denuncia. Tra l'altro, solo dal 2013 il detentore è onerato periodicamente dal presentare certificazione medica attestante il possesso di requisiti psichici, come peraltro correttamente adempiuto dal signor Cerqueni. Torna, dopo la sospensione del 2020 causa Covid, la cerimonia ultrasessantale tradizione della Camera di Commercio di Udine, ora entrata nel patrimonio condiviso della Camera di Commercio Pordenone Udine. E torna con una prima importante novità legata proprio all'ormai avvenuta armonizzazione tra le due realtà camerali territoriali. Lunedì prossimo sarà infatti la prima premiazione dell'economia e dello sviluppo del territorio a tenersi a Pordenone, al Teatro Verdi, dove il sipario si alzerà alle 17. Ospite d'onore di quest'anno sarà l'economista Carlo Cottarelli. A introdurre la serata, dopo il saluto del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, sarà il presidente da Pozzo. Prima dell'ospite d'onore interverrà il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ora ci trasferiamo a Udine. Mercoledì 22 settembre alle ore 18 in Sala Iace a Udine, presso Piazza Libertà, al sesto appuntamento della rassegna culturale Vox Populi, organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'AICS, Associazione Italiana Cultura Sport, con il sostegno del Comune di Udine e il coinvolgimento diretto di diverse associazioni socioculturali. Si ricorda che per entrare sarà obbligatorio la presentazione all'ingresso del Green Pass. E ora chiudiamo con una notizia economica. Recruiting Day si terrà mercoledì 22 settembre a Pordenone, presso la filiale dell'Agenzia per il Lavoro HADHR Group in via Molinari 14, e durante il quale saranno selezionate circa 50 persone qualificate e non, per aziende che operano nel settore metalmeccanico con sede a Pordenone e provincia. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana.
test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.